Eccoci tornati con Ore 7, l'ultima parte della nostra puntata dedicata all'ospite col quale commenteremo anche queste prime pagine dei giornali che avete appena visto insieme a noi e con noi oggi c'è l'onorevole Sandra Savino che è anche coordinatrice regionale di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Savino, questa è l'occasione, anche avendola invitata, di parlare un po' di livello, a livello nazionale, regionale e locale, perché ci sono tanti temi in cui Forza Italia è coinvolta. Partiamo dal primo, io ho fatto vedere anche prima le pagine dei principali quotidiani nazionali, tra cui Repubblica e Corriere. Sostanzialmente continua questa disfida tra Conte e Renzi, una sfida all'ultimo respiro, dice Repubblica. E Forza Italia dove sta? Forza Italia sta dalla parte della gente, dalla parte degli italiani. Forza Italia sta ad osservare e a cercare di portare delle soluzioni al malessere che in questo momento sta vivendo il nostro Paese. Quindi come sempre, come storicamente è possibile anche provare, il Presidente Berlusconi, che è quello che dà la linea politica al mio movimento, vuole occuparsi esclusivamente di questioni urgenti, e una per tutte è la questione che riguarda l'approvvigionamento dei vaccini, perché sì, questa crisi che noi francamente non abbiamo compreso è una crisi però che rallenta in modo evidente anche la capacità di questo governo di farsi parte attiva e di andare a pretendere quelli che sono in questo momento quella che è la speranza dei nostri concittadini, tutti gli italiani, quella di trovare la quantità di vaccini adeguata a poter vaccinare tutta la popolazione. Quindi questo è il tema principale. Qua ci sono persone che sperano no, in questa opportunità. Noi tutti attendiamo con ansia il momento di poterci vaccinare, e questo è il punto cardine. Quindi tutto il resto, tutti questo tavolo che si sta mettendo in atto a Roma, che è un tavolo secondo me sia un po' di facciata, perché in realtà il tavolo parallelo è un altro tavolo dove troviamo un Renzi che in qualche modo deve cercare di uscire da questa situazione in cui si è messo, e non sarà una cosa semplice. Però di tutto questo alla gente poco interessa, vorremmo invece poter avere un governo forte, un governo solido, un governo in grado di aiutarci soprattutto a uscire da questo momento di grandissima crisi. Ecco, le lancio tre opzioni. Conte ter, Draghi oppure elezioni subito. Chi buttiamo giù prima dalla torre? Ma guardi, io ho sentito fare il nome di Draghi, ma non è che ho avuto riscontri rispetto a questa chiamata alle armi di Draghi. Rilevo nelle parole di Mattarella, capo dello Stato, che ha in mano la soluzione di questa crisi, rilevo la volontà di avere un governo e una maggioranza di carattere politico. Quindi Draghi probabilmente in questo momento può solo ricoprire una figura di carattere tecnico, e di governi tecnici francamente per quanto mi riguarda non ne posso più. Quindi c'è la necessità di trovare una maggioranza politica, una maggioranza che decida su come proseguire. Credo che questo Conte ter sia un'ipotesi anche abbastanza avanzata. Chiaramente bisognerà trovare la composizione poi su ministri, deleghe e programma, però non vorrei addirittura che ci fosse più un problema di ministri, di poltrone, perché questo patto di legislatura forse poteva essere messo in atto dalla maggioranza senza far tanta confusione. Ecco, Presumo che... Sì, volevo solo chiedere per quanto riguarda, perché è una questione di ministri, magari qualcuno gli sarà stata fatta qualche proposta, insomma, di ministero anche a Forza Italia. Il vostro gruppo per quanto riguarda quello regionale invece è compatto? Sì, senz'altro, io Quindi è rientrato anche il problema della stabile, ecco. Ma vede, come ho avuto modo di dire anche più volte, se poi c'è qualche pettegolo che ama minare la solidità di questo partito, non è la prima volta che mette in atto e lancia
proprio pettegolezzi al fine di indebolire Forza Italia. La dottoressa Stabile, che si occupa esclusivamente di questioni che la riguardano anche dal punto di vista professionale, si esprime rispetto alla libertà che ognuno di noi parlamentari ha nell'esprimersi. Da qua a dire che, come è stato detto per lunghi giorni, in grado di sostenere un governo, credo che le smentite che ha fatto la senatrice stessa possano tappare la bocca a tutti questi pettegoli. Quindi Certo, non credo che ci siano problemi. Non trovano fondamento, ecco. No. Volevo affrontare la questione regionale, perché è vero che mancano 2 anni, ma inevitabilmente diciamo, si ripercuote quello che succede a livello nazionale con quello locale. La maggioranza, quella che appoggia in questo momento Federica, è stabile, se non stabilissima, usando altri giri di parole, tornando alla parola stabile. Ma di questo non c'è proprio ombra di dubbio. Il centrodestra, che ricordo a tutti è stata un'intuizione del presidente Berlusconi, non può essere in nessuna maniera disattesa. All'interno della maggioranza ci sono pensieri, ci sono proposte e linee politiche diverse che poi trovano in qualche modo sempre una sintesi, quindi non è che Forza Italia si fa né dettare la linea né sottomessa a forze che compongono la coalizione di maggioranza. Quindi non c'è nessun problema, se c'è qualcosa che può essere discusso, può essere valutato, può essere migliorato. Ho trovato anche sempre molta apertura da parte del Presidente Federica, quindi ne discutiamo, ne parliamo senza alcun problema, perciò non è da mettere in discussione nessun sostegno di Forza Italia rispetto a Regione e in tutti i comuni nella quale governiamo insieme. Tutto può succedere, però Federica più o meno qualche mese fa aveva detto che coglieva occasione in un articolo per dire sì, vorrei ripresentarmi insomma alle prossime elezioni, sempre alla guida di questa regione. Voi sareste pronti ad appoggiarlo tranquillamente? Il suo nome è quello principale anche per voi? Ma sicuramente di questo non c'è nessun dubbio. Se il Presidente riterrà e credo, essendo una persona molto rispettosa anche del partito, se il suo partito gli chiederà di ricandidarsi, penso che non avrà nessun problema a ricandidarsi, credo che farà esattamente quello che lui con i vertici del suo partito. C'è alcun problema e andremo avanti come siamo sempre andati. Le chiedo invece 2 problematiche che sono venute fuori a livello locale. Da una parte Gorizia, Ziberna che vede queste 4 persone fuoriuscite dal Consiglio Comunale, da questa sua maggioranza, che è pronto a tornare al voto, dice o si passa al bilancio oppure torno al voto, la prima. Cosa ne pensa? Ma penso che forse in questo momento questo movimento, questa insofferenza nel comune di Gorizia deve essere un po' sedata, bisogna un po' acquietarsi, anche perché mi pare che i risultati del sindaco Ziberna anche a livello culturale, no, siano stati dei buoni risultati. Il sindaco, come tutti i sindaci eletti direttamente dai cittadini, ha la capacità anche di imporsi su certe scelte. Credo che forse magari in un momento di più tranquillità, un momento dove si sbolliranno anche magari gli animi rispetto a situazioni che insomma, io vedo costantemente e sono non solo di questo periodo, ma insomma fibrillazioni all'interno dei consigli comunali ne ho viste tante. Quindi credo che il sindaco Ziberna sarà in grado di tenere la sua maggioranza e di mediare su richieste, anche se vogliamo magari legittime, da parte dei consiglieri. Quindi credo che ci voglia un momento un tavolo di raffreddamento. L'ultima cosa che le chiedo invece è la fuoriuscita del coordinatore di Udine, Cecotti, che dice che è contrario a quello che sta succedendo nella giunta Fontanini con le linee, eccetera. Peraltro mi pare una posizione abbastanza singola rispetto ad altri, leggendo sui quotidiani. Cosa ne pensa? Ma guardi, io penso questo, innanzitutto all'interno di un qualsiasi movimento politico ci sono dei comportamenti da tenere, ci sono delle regole da rispettare.
Ora, Cecotti l'avevo conosciuto a suo tempo, poi è da tanto tempo che io non lo vedo, non lo sento più. È quindi un ragazzo che si è allontanato abbastanza dal partito, non ha rinnovato ovviamente la sua adesione a questo movimento, quindi ritengo che la sua presa di posizione sia una presa di posizione esclusivamente personale. È chiaro che anche qua, se poi, non so se questa è una iniziativa del giovane Cecotti o se una iniziativa indotta da qualcuno a mettere come solito in crisi queste maggioranze che evidentemente anche per quanto devono essere presi con le pinze da sondaggi, mi pare che il centrodestra sia solido in testa rispetto alle elezioni a qualsiasi livello istituzionale, quindi queste boutade che così dopo anni di silenzio vengono fatte, sì, spero che siano una presa di posizione magari anche propositiva da parte di Cecotti, però mi piacerebbe sapere se vengono direttamente dalla sua testa o se vengono, come dire, un po' indotte. Esattamente, siamo sempre là. Va bene. Non cambia mai. Grazie mille allora, grazie all'onorevole Savino per essere venuto alla nostra trasmissione, buon lavoro. Grazie.